In queste puntate, biciclette Sanauli, parla plus svelti in città, l'aliende sportive de Snaidero e continue, un plan regolator che ascolta i cittadini, gli appuntamenti de settimane. E è una maniera nuova di muoversi in città, svelti, senza squignicchiata poi per macchine e soprattutto liberi di là perdut dal centro di città. Per inglese, questi servizi si chiama bike sharing. A chi per cui chiama in nome Udine Bike e per furlan si può dare dei bicicletti Sanauli. Ma dove si chiati anche i servizi e ci funzionano? Qui che è interessato può chiamare 9 ponti in città dove sono a disposizione bicicletti pronti per essere dove chiappare su. E covente una tessera elettronica prepagate per poter gli di che servizi. Questo imprest al permette di chiudere una bicicletta dai stai che sono state prontate dall'amministrazione comunale per poi doprare e tornare a mettere giù qui o in tutte altre di queste postazioni seminate a Torparudi. Cente cutuardi sono per cui i miei mettuti a disposizione, ma noi al viet di slargiare i servizi se si vedrà che i numeri sono buoni. Il progetto realizzato con SSM ha previsto un costo un'ora limitato, la tessera costa 10 euro di cauzione e va a chiamare con altri 10 euro. Dut caso, per prime mezz'ore di spostamento con le bici non si paga nulla e poi per seconde mezz'ore si paga 30 centesimi, 1 euro per seconde ore e 1,5 euro per ore seguitivi. Covente provare e l'Istat ha il momento migliore per approfittare di un servizio di queste fatte. Là in seconda divisione non vuole dire la perdita delle squadre di Ballet al J, più preseade e presente tal cur dei tifosi furlans. In grazia di una guardia e di una mobilitazione che non si vedeva di un piece, e sono stati presentati in comune a Udine i soci e i quadri dei 9 palazzesto amatori Udine. La presentazione a Palazzo d'Aronc non è un caso, perché anche il sindaco Furio Onsel si è adoperato per mettere in ogni gli istanti realtà che la hanno aiutato Edi Snaidero a portare in avanti un progetto sportivo di alto livello. Da spola sfortunata stagione dell'anno passato, la squadra di Udine vuole tornare a partire dalle Leghe 2, per tornare più ad ora che si può, dai posti che competono ai Ballet al J udinese. A flanco di Edi Snaidero, che resta presidente, e entra in squadra Giampaolo Pozzo, il paron dell'Udinese, e l'imprenditore politico Massimo Blasoni, che sarà vicepresidente. E chi ha in parte queste operazioni di grande valenza per stratiare Rizzani De Ecker, Vidoni Spa, Gesteco, Attilio Imi, Bardelli e Ideal Service. Il sodalizio al partito col PTO sta anche in tema di manager. A guidare la squadra è stato acclamato un uomo che con i colori di Snaidero ha vivuto eins dai migliori della sua carriera, Teoman Alibegovic. Quando si affronta in questioni che riguardano Doc, sono due le strade che si può inchiappare. O si fa di besoi e si cala dall'alto una soluzione che se va bene così e se no carica, o si mette in ascolta e dice che la ente ha di dire a riguardo. E è questa seconda la soluzione si aggiunge dall'amministrazione comunale di Udine, che per imbastire il nuovo plan regolatore ha immaneato un vero e proprio processo partecipativo. L'Antator Parudi ha sentito che i cittadini siano dipandi rispetto alla loro visione di città. E sono incontri dove che va un'evore di ente, di esini di persone che vogliono dire la loro su ciò che il sviluppo di Udine al barese di indrecciarsi. I 4 incontri portati in denant e hanno rivelato che gli bisogni e le proposte di ente sono più peadi se tutele e conservazione del territorio, dal verde, dei sorois, delle zone residenziali, dall'aia e dei agis, piuttosto che orientati a cambiare la musica delle città e dai sei borghi e quartieri. In questi incontri di fatto hanno dato fuori un questionario che al domande c'è che si vota la città UE e c'è invece che si vuole sviare le domande. Tutte queste osservazioni e commenteranno a mettere giù in maniera più consapevole la variante al plan regolatore. Per avere informazioni o dare idee sul tema, scrivete a direzione Costruiamo il piano che aiuta comune.udine.it o chiamate l'ufficio Agenda 21 del Comune di Udine al numero 0432 271 615. Gli appuntamenti delle settimane. Gran galà dall'Oparute, con orchestra e coro dal Teatri Verdi di Trieste, solisti e quarti di bal dal Teatri de Opere di Budapest,
L'unis ai 13 di lui e snuf di sera al Teatro Nuovo. A Fuarce di Essi Aiar, spettacolo dedicato a Fabrizio De André, parkour di Claudio De Maglio. Miercus ai 15 di lui e snuf di sera sul Placial da Gistiel. Concerto di Madonna, Sticky and Sweet Tour, tessuaggio dal No Borders Music Festival. Io bei 16 di lui, de snuf di sera al Stadi Friul. Dagos, Furlans, Palmarimont. Spettacolo concerto sulla immigrazione di Loris Vescul. Domenica 19 di lui e snuf di sera in Placcia Cusignà.